Permesso? Poi andremo in pubblicità. Chi è che parla di voi? Allora, parlo io. Parla l'assessore. Per loro. Buongiorno a tutti. Parlo come assessore al turismo del comune di Cormons. Ho il piacere di presentarvi questo bel gruppo che è il Collio Bike Team, un'associazione molto dinamica che si è costituita qui a Cormons nel 2015, quindi ha una storia recente, ma è veramente a 1000 iniziative, soprattutto per valorizzare quello che è il nostro territorio. Quindi propone numerose, tra l'altro, gite fuori porta proprio in bici, per conoscere i nostri splendidi paesaggi, le nostre splendide colline. Oltre a questo, naturalmente, sono anche guide. Loro hanno fatto dei corsi proprio come guide, legati al cicloturismo, e quindi sono in grado di accompagnare sia le persone esperte sia le persone meno esperte in questi giri che propongono sia nel corso dell'estate ma anche dell'autunno, e anche danno supporto. Io qui ho un elenco di attività a cui loro effettivamente partecipano: la gara di mountain bike a Capriva e il trofeo Nord-Est. Poi in aprile parteciperanno anche a Vivicità, Gorizia, Wisp, e ci sarà in aprile, naturalmente daranno supporto anche all'Ecomaratona che noi ogni anno proponiamo qui a Cormons, l'Ecomaratona del Coglio, quindi in collaborazione anche con gli amici di Brda, quindi della parte slovena. E il prossimo 7 maggio ci sarà anche un'iniziativa, un progetto addirittura con la Slovenia, quindi un progetto con la Slovenia, con l'Austria, dove appunto proporremo, oltre ad eventi legati allo sport e al cicloturismo, anche un percorso specifico anche in collaborazione con gli amici del Collio Bike Team. C'è da dire che trovate comunque sul loro sito, che è www.collioBikeTeam.it, tutte le informazioni. Loro sono, come dicevo, accompagnatori diplomati, quindi sono effettivamente in grado di dare supporto, e inoltre propongono dei giri molto interessanti a pagamento, che sono a pagamento anche in collaborazione con un nuovo punto vendita di noleggio e vendita di bici e comunque mezzi elettrici, ed è molto interessante gli itinerari che loro propongono, come ad esempio alla scoperta di Brda, quindi che è la parte slovena del Coglio. Ricordiamo che una volta non c'era distinzione fra la parte italiana e la parte slovena, e adesso si tende sempre più, in realtà i confini sono per fortuna caduti, però si tende sempre più a collaborare in tal senso, quindi anche proporre iniziative insieme. C'è anche il tour del Preval. Assessore, ci fermiamo 2 secondi, Certo, per la pubblicità. Va bene. Adesso andiamo in pubblicità e torniamo subito. Eccoci, ho interrotto l'assessore Gasparin, le chiedo scusa, ma i tempi, io sono il primo a sforare, quindi cerco ogni tanto anche di fare il bravo. Quindi stavamo parlando della questa distinzione che c'è fra Collio italiano e quello sloveno. Sì. C'è la distinzione, però c'è anche molta comunanza, vuoi dal punto di vista paesaggistico, enogastronomico, e tanto è vero che questa comunanza ha fatto in modo di avviare una collaborazione tra diversi comuni, cioè tra il comune di Dolegna, Cormons, Capriva, Mossa, San Lorenzo, Gorizia e Brda, per candidare il nostro territorio anche all'UNESCO. Quindi questo è un elemento fondamentale, perché avrebbe delle ricadute comunque a livello turistico molto importanti, e soprattutto ciò su cui si vuol puntare non è solo l'aspetto del vino, che naturalmente è importante, perché ricordiamo che siamo conosciuti nel mondo per il nostro buon vino, ma per tutte le peculiarità che ci legano dal punto di vista paesaggistico, per la frutticoltura, dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista linguistico. Infatti io ritengo che è comunque un elemento fondamentale su cui puntare proprio il marketing legato al plurilinguismo. Qui parliamo lo sloveno, il friulano, l'italiano, e questo sicuramente un elemento su cui puntare anche la promozione del territorio. Ecco, assessore, vado un attimo da questi ciclisti, è facile, voglio dire, godersi questo mezzo sul Coglio, no? Quindi sembra fatto apposta. Questo sì, questo in particolare, questo dà anche assistenza elettrica, quindi può andare veramente chiunque, diciamo. Lei si chiama? Alessandro. E lei da quanto tempo va in bici? Da quando è piccolino? Sì, da quando ero piccolino, si può dire dall'86-87. Andare in bici perché? Perché è una soddisfazione immensa. C'è
si impara tante robe in bici, dopo si può fare anche delle escursioni che magari con la macchina non arrivi a vedere il paesaggio, roba turistica. Vado un attimo sul retro, vediamo se il nostro grazie che vi fate spazio. Lei invece arriva da di Cormons. Di Cormons, sì. Senta l'itinerario più lontano che ha raggiunto, che ha percorso, e la destinazione più lontana che ha raggiunto? Beh, un giorno ho fatto, sono andato fino a Caporetto, Tolmino, sì, con la bici da strada, cioè faccio anche bici da strada, oltre che mountain bike, ho fatto 120 km con un gruppo di amici, insomma. Vado da quest'altro signore, quanto la rilassa andare in bicicletta? Bah, moltissimo, diciamo che nello stress quotidiano del lavoro eccetera eccetera, diciamo che andare in bici rilassa perché sei in mezzo alla natura, sei con gli amici, condividi questa passione, per cui direi che è uno sfogo salutare, è uno sfogo diciamo che ci permette di gestire il tempo libero in un certo modo, e per cui direi che è un'attività estremamente proficua. Grazie. Prego. Allora, noi eravamo venuti qua ovviamente per raccontare Cormons in tutte le sue peculiarità.